Sun seguindes as protestas po torrare a perre s'ospis de Nugoro. In Parizzosa innanti desi spidali han pidiu di aperre su repartu e han serrau puite mancan sorduttores. Si sun sortios a innanti de su zonchello in Nugoro po protestare ontre sa serrada de s'ospis. In ube venini uraus ormarabios terminales, unu repartu e han serraus a 10 olas puite mancan sorduttores. Sos organizzadores de sa protesta sun de su partido maggiore de su Consiglio Comunale, Italia in Comune, ma si sun sortios a sa protesta pinza sos rivales, puite sta una battaglia e bisogna di vinche tutto un cordos. Pinza su sindiu de sa città di Nugorese, Andrea Suddu, ha protestau pares in Parizos amministratore de sa provincia di Nugoro e in de sa associazione de sos malabios oncologicos, Vivere a Colori. Ha istionau Sebastian Cocco, su presidente del Consiglio Comunale e su rappresentante del partito Italia in Comune. Siamo senza banderas, ma ganosor de poder cambiare esas osas. Da esa regione nos han promettido i sospis torrava da per diritto, invece Galu non ha nato nulla. Questo reparto deve da per antu prima, e stu un rispetto per os malabios, non podemos accettare e a barra encerrau e amus a fare de tutto per vincere questa battaglia. Era il Manzano, in Ospedale Santo Francisco di Nugoro, più l'insassessore a sa sanità Mario Nieddu e su direttore des ATS Massimo Temussi, doppia a toviare sul dirigente des ASL. A seguire estionare Sebastian Cocco Nande. Questa protesta si disia de parizzar 10 doppia de serata. S'assessore in su direttore potevano venire su zonchello, po torrare, carche a risposta a tutta questa gente. Ma passessia, siamo andando noi a che issos, po non sa intendere. Da su zonchello a protesta si stramudassi Ospedale Santo Francisco.